Sicuramente la giornata di oggi segna l'inizio di questo periodo di preparazione alla festa di San Francesco di Paola. La scennuta secondo me è come una sorta di abbraccio tra la città, i trapanesi e la devozione appunto che c'è con Santo Padre. Sicuramente la devozione è qualcosa di molto importante che però ha bisogno di un legame con quella che è la testimonianza di vita di Santo Padre. Lui di per sé ci chiede di imitarne i gesti, le attenzioni, il suo amore ai poveri e agli ultimi, quindi certamente questa devozione deve trasformarsi in una fede vissuta nel quotidiano per tutti noi. A parte diciamo che è una tradizione da centi anni fa, e purtroppo questa è diciamo, la scennuta, o Santo Padre nostro, vede come tu vedi, si raccoglie tutta la popolazione, perché lo Santo Padre diciamo, è lo Santo Padre. Va. Poi ci sarà la processione il 23, ci sarà la processione e lì diciamo, come tradizione, dopo la processione ci sarà la chianata, detta la salita a chianata. Per me è molto importante questo il giorno della scennuta, anche a nome io, con nome di tutto il comitato, è molto importante questo qua, perché già quando tu vedi la scennuta del Santo Padre, già a noi ci vengono i brividi, diciamo, quando siamo molto attaccati, lui ci guiderà a noi. San Francesco di Paola, da ragazzino io sto parlando, che mia mamma e mio papà mi portava sempre qua. Abitavo a 100 metri, 20 metri, insomma una cosa di qua vicino, via Mercè. E mi diceva mia mamma, Benito mio, mi chiamo Benito. Quando morirò, dice, facci sempre a Santo Padre, perché dice Santo Padre si fa vedere, non ogni tanto si fa vedere, dicono loro i suoi vecchi. Vabbè, tanto piccolino, piccolino, poi sono partito per Milano io. Sono 40 anni che sono stato a Milano, ci ho detto, e mi ha portato una santina piccolina sul mio banco di lavoro. Io lavoravo in ferrovia, mi capita una cosa strana, forse non ci crede nessuno, ve lo racconto, non ci crede nessuno. C'era un binario vuoto di notte, vado per attraversare questo binario, mi salvarono i gatti e cane. Appena io ero per passare, sentivo un rumore, mi sento di dietro sollevare e portarmi indietro, non ci crede nessuno, e mi passai il treno, perché morivo.